Buongiorno, buon Ferragosto da Sicilia 24, le principali notizie. Migranti, 27 le vittime dell'ultimo naufragio al largo di Lampedusa, 60 dispersi, si cerca un cimitero dove seppellire le salme, montano le polemiche sui soccorsi, bimba ricoverata in gravi condizioni a Palermo. Ferragosto Taormina rimane la perla delle vacanze, a Catania tanti turisti stranieri, file nella Valle dei Templi di Agrigento, assalto alla Scala dei Turchi. La Sicilia è la meta più scelta d'Italia secondo i portali dedicati al turismo. A Catania disagi agli sportelli degli uffici postali, tutti in fila per ricevere l'accredito del reddito di inclusione, caos generato anche da notizie poco chiare. Torna il Festival del Tango, a Catania ballerini da 27 paesi del mondo, 6 giorni di milonghe per un ballo che è un invito all'abbraccio e al dialogo. Calcio, domani sera si alza il sipario sulla stagione del Palermo, rosanero impegnati in Coppa Italia sul campo della Cremonese. In Serie C il Catania pensa a sfoltire l'organico per poi andare a caccia degli altri due obiettivi di mercato, un centrocampista e un attaccante. Bentrovati, ancora buon Ferragosto. In primo piano la strage di migranti avvenuta nei giorni scorsi, sono morti per annegamento e quanto evidenziato dopo l'ispezione cadaverica effettuata sulle salme dei migranti morti. Sono 27 le vittime in tutto, ma ci sono ancora 60 dispersi e si cerca appunto anche un cimitero dove seppellire i morti. Non si placano intanto le polemiche su questa ennesima tragedia del mare. Laura Spanò. Si sono concluse nella camera mortuaria del cimitero di Calapisana a Lampedusa le ispezioni cadaveriche su 23 salme dei 27 migranti morti nel naufragio di 2 barche a 14 miglia a sud dell'isola. I 23 migranti, 13 uomini, 7 donne e 3 minori, fra cui una neonata, sono tutti annegati, sui loro corpi nessun segno di violenza. La procura di Agrigento, che indaga per naufragio colposo a carico di ignoti, ha dato il via libera al seppellimento. La prefettura sta cercando le sistemazioni nei cimiteri della provincia. Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, si è detto disponibile al seppellimento dei migranti sull'isola, visto che al cimitero comunale ci sono 500 posti a disposizione. All'appello mancano 17 dispersi, mentre 61 sono i superstiti. Intanto non accennano a placarsi le polemiche, perché nessuno è intervenuto in tempo utile per salvare quelle vite. È la domanda che pone Laura Boldrini, deputato PD e presidente del Comitato Permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. Anche Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans, interviene sul tema dei soccorsi e ribadisce che serve un piano di soccorso vero. Per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, questo drammatico episodio conferma ancora una volta l'urgenza di prevenire sin dai territori di partenza i pericolosi viaggi in mare e di combattere senza tregua lo spietato affarismo dei trafficanti di esseri umani che alimenta questo fenomeno. Intanto ci sono stati altri 2 sbarchi con 46 migranti, mentre una bambina arrivata con la madre nei giorni scorsi è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale dei bambini di Palermo. Le condizioni della bimba sono molto serie, dicono i medici. Purtroppo i giorni trascorsi in mare hanno segnato la piccola paziente. E Ferragosto sono tanti in viaggio, ma sono tanti anche i turisti che sono arrivati in Sicilia, che si conferma una delle mete più scelte d'Italia. A dirlo sono i portali proprio di settore, dalle spiagge affollate di giovani che trascorreranno una notte in tenda alla processione della Vara dell'Assunta a Messina. Musei aperti e poi c'è anche l'Etna, che certamente è una grande attrazione per i turisti. Sentiamo Desiree Ferlito. Nonostante la crisi del settore turistico, confermata dai numeri di Confcommercio, la Sicilia, piena di turisti da ogni dove, si conferma meta più scelta d'Italia, seguita da Puglia, Calabria e Trentino. A incoronare l'isola come grande protagonista del Ferragosto 2025 anche il portale Hollydo. Al primo posto c'è San Vito Lo Capo. Per chi si sposta in auto da e verso la Sicilia, la buona notizia è che il prezzo della benzina in questo periodo è sceso ai minimi storici. Non succedeva dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda strade e autostrade è bollino rosso. Nella notte più attesa dell'estate le province dell'isola propongono diverse opportunità. Le spiagge si riempiono di giovani che, attrezzati di tende, resteranno svegli tutta la notte tra musica, canti e stelle cadenti. A Messina c'è attesa per la processione della Vara di Ferragosto. In provincia di Caltanissetta c'è la festa di San Rocco a Butera. Altro momento di forte suggestione religiosa e culturale è la processione della Vara dell'Assunta a Randazzo, in provincia di Catania.
Nel capoluogo etneo il Ferragosto si vivrà tra sapori unici, tradizioni ed eventi. Musei e siti archeologici aperti e mostre d'arte nei principali spazi espositivi e gallerie della città. Per chi non sceglie il mare, ricca è l'offerta, dalle cime dei Nebrodi e delle Madonie all'imponenza maestosa dell'Etna, l'occasione giusta per godere di panorami mozzafiato e sfuggire al gran caldo. Alberghi pieni a Taormina, così come alle Isole Olie, grande presenza di turisti anche nella zona di Milazzo. L'aumento dei costi diminuisce il numero delle giornate di vacanza. Molti sono gli stranieri attirati ancora dall'effetto della fiction White Lotus, mentre il mare più bello è da scoprire in barca. Francesco Triolo. In un'estate in cui la sensazione è quella di un calo di presenze nel lungo periodo, Taormina si conferma regina del Ferragosto. Da oggi e sino a domenica è difficile trovare anche solo una stanza nelle sistemazioni alberghiere ed extraalberghiere della Perla dello Ionio, un dato che fa da contraltare al resto dell'estate, dove sembra essere diminuito il tempo di presenza dei turisti che scelgono vacanze più brevi rispetto agli anni scorsi. Italiani col turismo di prossimità, stranieri attirati ancora dall'effetto White Lotus, e anche nei lidi il boom è stato sempre, soprattutto nei weekend, dall'Isola Bella a Villagonia il mare più bello è da scoprire in barca. Una situazione simile anche alle Isole Olie, dove gli arrivi e le presenze si sono concentrate soprattutto nelle prime 2 settimane di agosto sino a domenica prossima. Vulcano e l'isola dei Messinesi, Lipari, dei Siciliani, Panarea e Stromboli vedono presenze dal nord Italia. Boom anche a Milazzo nel weekend, dove la Baia del Tone e Dingoia sono tra quelle prese d'assalto. Qui si registra un aumento degli affitti di case vacanze grazie anche alla vicinanza proprio con le Isole Olie, che favorisce le escursioni, mordi e fuggi. Dappertutto resta un dato: dopo la voglia di vacanza post-Covid, adesso gli italiani, ma anche gli stranieri, fanno i conti con il portafogli, anche perché i costi sono aumentati tutti, dagli alberghi al cibo agli ombrelloni spiaggia, un dato, quello dell'estate 2025, che a fine stagione dovrebbe essere analizzato dagli operatori del settore. E anche Catania fa il pieno di turisti, ma sarà un Ferragosto all'insegna della tradizione. Sentiamo con Tonino De Mano. Tra sacro e profano, tra la festa di Sant'Agata, il Tango Festival, passando per mare, Etna e centro storico, Catania fa il pieno di presenze con turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Da dove vieni? Da Senegal. Come Catania? Bellissimo. Cosa hai alle tue spalle? La capitale della Sant'Agata. Non è la prima volta che vengo in questa magnifica città. E quali sono le sensazioni? Tanta accoglienza. Prenderemo uno scooter e gireremo un po' tutte le zone qua in parte, qua nella zona, e dopo noi siamo tanghieri, c'è un festival di tango qua a Catania. E siamo venuti apposta per ballare in questo festival internazionale. E poi ci sono i catanesi che risiedono al nord, ma che trovano modo e tempo per tornare e respirare aria di casa. Ho visto fare un selfie, però non ha fatto il selfie con la moglie, ma con che cosa? Con la cattedrale. E perché? Perché sono devoto a Sant'Agata io. Dove sta adesso? Adesso abito a Carmagnola, in provincia di Torino. C'è tutto, c'è il mare, c'è la montagna, abbiamo tutto, siamo ricchi. E c'è Sant'Agata. E c'è Sant'Agata soprattutto. Catania è la nostra città, ce l'abbiamo nel cuore e quindi possiamo essere ovunque, ma Catania è sempre con noi. E se possiamo scegliere un posto dove andare in vacanza ogni anno, scegliamo sempre di tornare qua. Tradizione anche a tavola. Pasta a forno, parmigiana, le nostre cose tipiche, insomma. Quante granite hai mangiato finora? Tante, non le contiamo più praticamente. Parmigiana, pasta al forno, caponata, cose estive diciamo, no? Che tutti i giorni insomma non si fanno. Non si bada la linea? No, si vede, no? Io invece manderò la linea, quindi pesce arrostito, insalata verde e un bel bicchiere di vino bianco che non guasta mai. Anche a Catania è previsto uno speciale piano di sicurezza con stop a falò, tende e bevande alcoliche da asporto. Ad Agrigento i siti più gettonati sono la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi. Sentiamo Davide Sardo.
Ferragosto ad Agrigento sarà una giornata di festa, ma anche di controlli e regole precise per garantire la sicurezza di tutti. Come stabilito dall'ordinanza comunale, è vietato accamparsi in spiaggia e accendere falò, misure pensate per prevenire incendi e tutelare l'ambiente costiero. Le restrizioni riguardano tutte le località balneari, dalla Scala dei Turchi a San Leone fino a Punta Bianca. Proprio la Scala dei Turchi in queste ore è presa d'assalto dai vacanzieri. Centinaia di persone affollano la celebre Scogliera Bianca, meta iconica per foto e bagni, con inevitabili rallentamenti lungo le strade d'accesso e parcheggi saturi. Sul litorale e nelle aree più frequentate saranno impegnati polizia, carabinieri, guardia costiera e volontari della protezione civile, con pattugliamenti e controlli costanti per garantire un Ferragosto sereno e rispettoso delle regole. Intanto la Valle dei Templi è già piena di turisti, lunghe file di visitatori e appassionati percorrono i viali del sito archeologico, uno dei simboli più noti della Sicilia nel mondo. Ma ci sarà spazio anche per la musica e per il divertimento. Il momento clou sarà Piazza Giglia a San Leone, dove l'Ordine Errore terrà un concerto gratuito che si preannuncia molto partecipato. Dal comune arriva un appello chiaro: festeggiare senza sporcare, portare via i propri rifiuti e lasciare le spiagge pulite. Un gesto semplice per preservare la bellezza del nostro mare anche il giorno dopo la festa. E molti si chiedono come tornare ad avere il reddito di inclusione. C'è stato un caos in diversi uffici postali, tanta tensione. Siamo andati a vedere ieri la situazione a Catania. Tonino De Mana. In fila sotto il sole, sin dal mattino, non per divertimento, ma per necessità. L'altra faccia della vigilia di Ferragosto è quella che vi mostriamo, con code interminabili negli uffici postali e tanta confusione, spesso generata da notizie che cavalcano sui social e che mandano in confusione tutti, addetti ai lavori compresi. Tanti catanesi, ma il problema riguarda tutta Italia, in queste ore sono alle prese con l'accreditamento dell'ADI, assegno di inclusione, che per gli aventi diritto sostituisce il reddito di cittadinanza. Nonostante l'INPS avesse chiarito che la carta sarebbe rimasta uguale in assenza di variazioni, molti hanno fatto le ore piccole per avere una nuova carta che in realtà non è necessaria. Per dirimere la questione, in ogni ufficio postale è stato affisso questo avviso. Informiamo gli utenti che hanno ricevuto conferma per il rinnovo dell'assegno di inclusione che, contrariamente a quanto comunicato via SMS, l'accredito sarà effettuato sulla carta già in possesso. Inoltre verrà incluso l'importo della prestazione ponte per la mensilità di luglio. La comunicazione è servita in parte a placare gli animi, con gli utenti disorientati a cercare di contattare il CAF di riferimento, il più delle volte chiuso per ferie. Da qui altra confusione. Ricordiamo che la nuova carta è prevista solo in caso di smarrimento di quella precedente, oppure nel caso ci fossero variazioni nel nucleo familiare. Un uomo è stato accoltellato nel pomeriggio di ieri a Priolo, in provincia di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato un violento litigio tra due persone per futili motivi. L'aggressore avrebbe estratto un coltello colpendo a una gamba la vittima, che è stata trasferita all'Umberto I. La polizia sta indagando per ricostruire esattamente la dinamica. La vittima potrebbe essere l'autista di un autobus urbano e ad accoltellarlo sarebbe stato un passeggero. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Parleremo di tango. La pesca del gambero rosso viene vietata ai pescatori siciliani per tutto il mese di agosto fino a settembre ed è un paradosso che fa alzare gli scudi alle associazioni di categoria, perché dall'altra parte del Mediterraneo invece si può pescare. Laura Spanò. Niente pesca al gambero rosso per la marineria siciliana. Il fermo iniziato il 7 agosto riguarda talune specifiche aree di pesca anche per il gambero viola mediterraneo e si concluderà il 5 settembre. Stop per i pescatori mazzaresi di Siracusa, di Scogliti, di Portopalo di Capopassero, Sciacca, Pozzallo, Porto Empedocle e Lampedusa. Obiettivo è quello di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di gambero rosso gigante, blu e rosso. C'è un paradosso in questa vicenda però, che in queste aree vietate alla marineria siciliana potranno pescare tranquillamente quelle transfrontaliere con pescherecci nordafricani, tunisini per lo più, non sottoposti a regolamenti, direttive, raccomandazioni o provvedimenti normativi. Una situazione che sa di beffa, fermi da una parte, operativi sul versante opposto. Sul piede di guerra le associazioni di categorie siciliane che dissentono ancora una volta su quanto deciso dal Ministero, che non tiene conto della programmazione delle imprese
parole della situazione in cui versa la marineria siciliana, che nel 2025 fa i conti con perdite che si aggirano attorno al 30%. A Catania torna il Festival del Tango con ballerini che sono arrivati dai 27 paesi del mondo per celebrare un ballo che è un inno all'abbraccio e al dialogo nel filo che lega la città del barocco all'Argentina. Lorena Dolci. I passi si intrecciano nelle piazze, il popolo del tango scopre il barocco di Catania, un filo sottile che dall'Argentina arriva al Catania Tango Festival, che festeggia con questi flash mob 23 anni di amore puro. 6 giorni di milonghe, 500 ballerini provenienti da 30 città italiane e mezzo mondo. Il tango unisce 27 nazioni in un unico abbraccio e questa è la cosa più bella che possa accadere per chiedere una pace fra i popoli. Il tango è dialogo silenzioso e rispetto reciproco, parla la lingua del corpo e della musica. Nell'anfiteatro delle Ciminiere, che ospita la manifestazione, va in scena la ronda delle coppie di maestri argentini. Spettacolo, show, esibizioni, ma anche lezioni e seminari per gli allievi che vogliono imparare le regole per danzare all'unisono. Quello che vi auguro è di godere di questi 6 giorni di tango con tanti abbracci e sorridete tanto e abbracciatevi con tanto affetto. Buon tango a tutti e buona settimana. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio. Ed eccoci al calcio. Domani sera si alza il sipario sulla stagione del Palermo. I rosanero sono impegnati in Coppa Italia sul campo della Cremonese. Inzaghi chiede un esordio importante. Marco Gullà. Si alza il sipario, via la stagione del Palermo. Domani alle 21:15 allo Zini l'esordio in Coppa Italia contro la Cremonese. Rosanero che dopo il pieno di entusiasmo nell'amichevole contro il City adesso devono fare il risultato. Il passaggio del turno in Coppa ai danni dei grigiorossi che giocheranno in Serie A potrebbe permettere al Palermo di giocare contro Udinese o Carrarese e comunque dare già un segnale importante al campionato cadetto. Si inizia a fare sul serio. La squadra si è preparata al meglio, speriamo di fare una grande partita, insomma comunque andare ad affrontare una squadra che farà il campionato di Serie A per noi deve essere un motivo di grande soddisfazione e speriamo di essere all'altezza, fare una grande gara e poi vedremo il risultato del campo. Diversi cambi di formazione sono previsti rispetto all'amichevole contro il Manchester City. L'obiettivo è far mettere minuti nelle gambe al maggior numero possibile di giocatori in vista del debutto in campionato contro la Reggiana. In porta esordirà Bardi, a centrocampo Giasi, impiegato per tutti i 90 minuti contro il City, potrebbe riposare lasciando spazio a Pierozzi. In avanti possibile chance per Palumbo assieme a Brunori a supporto di Poyampalo. Il Catania pensa a sfoltire l'organico e poi andrà a caccia degli altri 2 obiettivi di mercato, cioè un centrocampista e un attaccante. Marco Carli. Toscano e Pastore si confrontano al termine di uno degli ultimi allenamenti del Catania. Facile pensare che sia per il mercato. Intanto bisogna sistemare chi non fa parte del progetto, come De Rose, oppure Marsura, D'Andrea, Silvestri, Peralta, Frisenna, Popovic, che andrà probabilmente in Australia. Resteranno invece, a meno di offerte monstre dell'ultima ora, Jimenez, su cui si lavora per il rinnovo e si continuerà a farlo, e Di Gennaro. L'occasione d'ausilio era troppo importante da cogliere, lo si è fatto senza cedere. Piazzato qualche esubero, si punterà alle entrate, sicuramente 2, un attaccante di peso che dia alternative a Toscano per non ripetere l'esperienza dell'anno scorso quando si fermava Inglese. Qualcuno arriverà anche a centrocampo, visto che Quaini sarà squalificato per i primi 4 turni e in considerazione dei tempi di recupero di Ditacchio. Si pensava ad un prospetto giovane e futuribile, mentre si andrà, per i motivi che si diceva, su un giocatore già pronto, con probabilità non Vallocchia. Intanto la squadra prepara la partita in casa del Crotone per la Coppa. Casasola, troverete la sua intervista integrale sul sito siciliaweb.it, ha parlato ai nostri microfoni anche della gara di domenica.
Vogliamo arrivare al massimo la prima di campionato, però siamo già a un buon punto, quindi la partita contro il Crotone sarà sicuramente un bel banco di prova. Arriveremo bene, preparati, allenati, quindi vogliamo fare una grande partita, vogliamo passare il turno e poi prepararci appunto per l'inizio del campionato. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, prossimo appuntamento alle 14, grazie per averci seguito, buon Ferragosto a tutti.